Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Premaor, un paesino in provincia di Treviso che si trova fra a nord Follina e a sud Pieve di Soligo. Faremo un percorso veramente molto semplice, alla portata di tutti, breve, con poco dislivello e molto facile. Faremo questo percorso ad anello, che è il percorso delle Tenade, molto semplice come detto e anche molto panoramico. Si parte da Piazza Emigranti, dove c'è un piccolo parcheggio dove lasciare l'auto. Pochi metri dopo la partenza non ci sono segnavia, se non quelli a cavallo, ma noi sappiamo che si gira a destra per via Colzanin. Arrivati a questo trivio non ci sono indicazioni specifiche del nostro percorso, ma si gira a sinistra e c'è anche un cartello ben chiaro di Casale Tenada. Dopo una breve salita su strada cementata, davanti a noi compare l'inizio della cresta delle Tenade che adesso andremo a percorrere. Lungo il percorso ci sono diverse tabelle con dei numeri che però sono per le mountain bike. Il percorso a piedi prosegue da quella parte dove c'è anche un cartello. Ecco qui, questo è il cartello che riporta il numero 8 esattamente come alla partenza e segna anche i passaggi intermedi. Andiamo da quella parte. Abbiamo imboccato un sentierino sulla destra, piuttosto stretto, che ci farà fare un giro attorno alla parte bassa per salire sulla cresta. Ecco, arrivati in questo punto, dove qui a destra c'è una specie di divano in pietra, bisogna scendere leggermente e poi entrare qui a sinistra in questo sentiero. La discesa porta giù a Follina. Noi invece proseguiamo sulla cresta delle Tenade.
Ecco, qui il percorso in cresta termina perché adesso cominciamo a scendere. Ma questo era un punto molto importante durante la Prima Guerra Mondiale, perché essendo appunto che dominava entrambe le vallate, era difficile da conquistare. Arrivati qui, fra questi due caratteristici ruderi, non bisogna continuare avanti da quella parte perché di là si va giù a Miane. Bisogna passare in mezzo ai due ruderi, c'è una traccia che porta giù verso una strada cementata. Il segnavia è praticamente invisibile, ma c'è. E si trova su questo palo, eccolo lì. Qui la discesa è piuttosto ripida. Bene, siamo arrivati a incrociare questa stradina di campagna che seguiamo a destra e fra un po' incroceremo la strada delle Tenade. Eccoci sbucati sulla strada delle Tenade. Noi veniamo da lì, giriamo a sinistra e adesso dietro alle mie spalle c'è Col Zanin, che è la nostra prossima tappa. Lo aggireremo, percorreremo la strada delle Tenade ancora per circa 1 chilometro e poi ci imbucheremo a destra dentro a un sentiero. Ecco, arrivati in questo punto, lasciamo la strada delle Tenade che viene da lì, giriamo a destra, qui c'è un bel cartello nuovo molto chiaro con il numero 8 che indica Col Zanin e Villa Bellati che sono i nostri prossimi obiettivi. Abbiamo contornato tutto il versante occidentale del Col Zanin attraverso un sentiero e siamo sbucati su una strada cementata. Qui giriamo a sinistra e seguiamo le indicazioni per Villa Bellati, che dovrebbe essere a 20 minuti. Fatti pochi metri su questa strada cementata, bisogna lasciarla e qui c'è un segnavia, eccolo lì, rosso bianco rosso, che ci dice che dobbiamo uscire e girare a destra.
Eccoci arrivati a Villa Bellati. Questo è un posto storico molto importante. Adesso in pochi minuti torneremo al punto di partenza. Basta seguire la strada che porta alla villa, al contrario, scendere e torneremo al parcheggio. Il percorso è stato molto semplice. È piuttosto breve, ha poco dislivello ed è adatto a tutti. L'unico punto in cui bisogna fare un po' di attenzione è il tratto di sentiero che collega la cresta delle Tenade con la strada delle Tenade, perché è un po' ripido e scosceso. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.